Uno studente con profitto, un insospettabile, come la polizia del Veneto definisce tutti gli orchi della rete finiti nella maxi inchiesta contro la pedofilia. A 19 anni il trevigiano, che secondo gli investigatori faceva parte di una vera e propria rete internazionale che periodicamente si scambiava fotografie di carattere pedopornografico, immagini raccapriccianti finite in un'inchiesta che ha permesso di segnalare all'autorità giudiziaria 27 italiani. L'abitazione dello studente trevigiano è stata perquisita per rintracciare le immagini che il ragazzo avrebbe scambiato con gli altri utenti della rete finiti nell'inchiesta. Quello portato alla luce dalla polizia è un vero e proprio sistema collaudato. Spesso, infatti, per raccogliere le simpatie dei ragazzini, gli adulti si fingevano a loro volta dei bambini, e in qualche caso quelli che tecnicamente vengono definiti fake finivano per incontrarsi tra loro, confidandosi ed infine scambiandosi le immagini in proprio possesso. Questi soggetti, tra l'altro, si spacciavano per minorenni e qualche volta incontravano effettivamente dei minorenni, ma qualche volta si imbattevano in, perdonatemi la parola, dei colleghi che avevano lo stesso loro tipo di attività, di modalità per avere immagini, diciamo così, in qualche modo fresche. Nel mirino della polizia sono finite anche 75 caselle di posta e 26 persone straniere. A inchiodare tutti alle loro responsabilità i dialoghi nei social network, ma soprattutto il materiale sequestrato durante le perquisizioni. Una mole di lavoro per gli investigatori che ora dovranno passare al setaccio quelle immagini e quei filmati. Quello che adesso dobbiamo fare è vedere quello che ci verrà fuori dall'ulteriore analisi che viene fatta da questo materiale sequestrato, e ci auguriamo di trovare solo esclusivamente materiale pedopornografico e non prove di abusi su minori. In attesa degli accertamenti sul materiale sequestrato, i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica sono quelli di possesso, detenzione e diffusione di immagini pedopornografiche.